Foto di gruppo per i volontari della Croce Verde Chiavarese che domenica hanno vissuto un momento di festa tanto prezioso quanto unico. Sono stati infatti ben 3 i nuovi mezzi che sono stati benedetti e inaugurati alla presenza delle autorità e tante persone in piazza Matteotti a Chiavari. 3 nuove unità che sono entrate in servizio per l'attività di volontariato della pubblica assistenza, ciascuna frutto di un atto di generosità. I 3 mezzi sono un'ambulanza di rianimo pediatrico donata dalla famiglia di Valeria e Giancarlo De Geronimi, stimato medico lavagnese, una grande punto che sarà adibita al trasporto sociosanitario donata dalla famiglia di Vittorio Cafferata, e un'auto medica Jeep Renegade acquistata con i proventi del 5 per 1000 e che è stata dedicata alla memoria di Simone Cantero, il giovane di 25 anni scomparso in un incidente in moto a marzo. Oggi è una giornata di festa per la Croce Verde Chiavarese, sono stati inaugurati 3 nuovi automezzi, un'ambulanza di rianimo pediatrico, una nuova automedica e una grande punto per il trasporto sociosanitario. Una giornata importante perché non è mai capitato nella storia della Croce Verde che in un'unica giornata venissero inaugurati 3 mezzi nuovi che sono stati tutti destinati al servizio della cittadinanza. Ed è importante appunto fare presente che si tratta esclusivamente di donazioni che l'ente ha ricevuto da privati.